Allora, buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi facciamo un magheggio sulla mia mountain bike, sulla bici. Io devo ancora preparare tutto. Ho solo portato fuori un po' di roba per lo streaming. Adesso devo portare fuori la bicicletta e tutti i componenti. Qualche giorno fa io sono stato in montagna a fare un sentiero abbastanza scassato e pericoloso e nel farlo ho rotto il cambio. Anzi, non è che si sia rotto, si è mollata una vite, è uscito fuori tutto, ho fatto un casino. Ora sto aspettando i ricambi per riparare il cambio. Mi seccava avere la bici non a disposizione probabilmente per 2 settimane, probabile. E mi sono ricordato che avevo un vecchio cambio Shimano mezzo rotto e ho detto, ma se le viti di solito sono standard, può darsi che il vecchio cambio abbia anche quelle viti lì che mi servono per rimontare su tutto. E ce le ha, sono quelle, per cui adesso tento la riparazione. Non solo, ma io ho perso anche una delle pulegge. Senza puleggia cosa fai? Beh, provo con una o se no provo con quelle della Shimano. Ne ho un paio nuove di ricambio per Shimano e hanno anche gli stessi denti, numero di denti che ha SRAM. Sono fatto un po' in modo diverso, ma adesso vediamo se riesco a buttarle su tutte e due, una sola, non lo so, farò qualcosa. Detto questo, io devo andare a prendere tutta la roba. C'è una cosa che volevo rivedere perché mi ha creato una piccola fitta allo stomaco. Potrei fare una live per ogni volta che sistemo una cosa, solo che ci metto il doppio, il triplo di tempo e spesso non è neanche bello e piove come ieri. Oggi proviamo, intanto facciamo il cambio che è la roba che mi permette di tornare a pedalare. Tanto tiriamo giù questo cambio qua. Qui ho legato con delle fascette. Adesso mollo le fascette da elettricista. Devo stare attento con questa ruota perché è nuova, era nuova, però il mozzo è stato costruito male e non sta in allineamento, in asse con il disco e il pacco pignoni, per cui ho dovuto cambiare tipo di perno dentro e aggiungere degli spessori sul distanziale del perno. Quando avrò tempo cambierò il mozzo, però è un lavoraccio. Poche parole, il cambio ha questo braccetto che è una gabbia. Questo è un Shimano che si era rotto ed era stato tenuto duro con la colla addirittura. Comunque è una doppia gabbia così, con dentro le due pulegge, una superiore e una inferiore, tenute insieme da una vite. Ecco, mentre correvo questa vite si è allentata, si è aperta la gabbia, è uscito fuori tutto, catena, puleggia, vite, ed è rimasta solo quella inferiore. Sono restato a piedi e ho dovuto fare una crocco di fortuna, mi trovavo a Spert a quasi 35 km dall'auto e in poche parole sono riuscito a fare una crocco e farlo in monomarcia e riuscire a tornare a casa pedalando a tratti più che altro, perché si sganciava spesso la catena, un casino. Queste sono fascette riciclabili perché hanno la clip che puoi sganciarle, sono molto utili. Ecco qua, la gabbia si distende e ci passa in mezzo la catena, solo che SRAM GX e ho un vecchio Shimano XT. È un XT sto qua, tra l'altro, una gabbia lunga. Questa invece deve essere una gabbia media, se non sbaglio, 10 speed. Ma si può anche bloccare quello lì. Si è mollata e si è aperto il tutto. Questa è la sua rotellina originale, l'unica sopravvissuta, con l'unica vite sopravvissuta. Ho una sola rotella, una sola vite, me ne servono due. Eccoli qua, questo è un Shimano XT. Deor XT, come fai a fare Deor XT? O XT o è Deor? No, non riesco a capire. Shimano ha tutto un suo... Ma non solo, ma anche un ricambio che avevo preso per questo. Le rotelline non sono uguali, le pulegge, però sono tutte e due sempre a 11 denti, il che vuol dire che potrei anche mettere su queste, sul cambio vecchio, sullo SRAM,
solo che sono fatte coi denti un po' differenti, ma non dovrebbe esserci un grande problema. L'unica cosa è vedere lo spessore, che è di 8 mm esatti, questa vite qua, e come vedete anche il freno a filetto rosso, lunghezza della vite è identica, il filetto un po' più corto, ma non credo sia un problema. Apriamo, questa è la sua puleggia e praticamente il cambio si è aperto così, il braccetto, ed è uscito fuori tutto. Allora abbiamo detto 8, giusto? 8 esatto. Sei vivo, Domenico? O la moglie ti ha fatto la pelle? Questo è Shimano. Queste sono vecchie, potrei utilizzarle, ma sono vecchie. Tiro fuori quelle nuove e vediamo di metterle su. Sono di diametri no, equivalenti. I denti sono abbastanza differenti però. No. Ok, ne torno a mettere un po' perché vedo che già riusciamo a ripararlo. E che cazzo, persino con dei cuscinetti nuovi, però si blocca. Ok, stringiamo bene stavolta, non c'è problema. Stringiamo bene di nuovo anche qua, non c'è problema, scorre tutto bene, sembra riparato. Yeah! Wow! Bisogna riadattare la catena che è stata tagliata, e a 2 false maglie addirittura adesso, e poi bisogna, comunque va cambiato. Quando mi arriva la roba nuova probabilmente cambio il tutto. Non sarebbe ancora male sta catena. Poi Paco Pignoni mi serve un'altra ruota, perché quella lì è rotta e anche il Paco Pignoni è danneggiato. Vedi qua, questo pignone qua è danneggiato, adesso devo raddrizzarlo in qualche modo, probabilmente semplicemente facendo leva. Allora andiamo a prendere una ruota di scorta, via una falsa maglia. Sarebbe anche da dargli una lavata. Faccio prima le parti più delicate senza sporcare troppo la spazzola.
Vediamo se la lunghezza va bene. Sì, mi pare a posto. Forse non riesce a salire benissimo, ma all'ultimo, perché ha sempre avuto problemi. Però tra l'altro questo telaio è per solo monocorona, non è previsto l'utilizzo della doppia corona e del deragliatore anteriore, ce l'ho adattato io, per cui anche la linea catena è di conseguenza, e io ho fatto un po' di manovre per adattarci la doppia, ma la linea catena risulta sempre non ottimale, appunto perché non è stato progettato per la doppia. E tende a scavalcare. Andando indietro sì, perché proviamo spostando la catena, anche con la corona piccola riusciamo ad arrivare fino all'ultimo pignone e la catena non sta benissimo, però ok, funziona. Ho messo su viti e pulegge della Shimano sul cambio SRAM e funziona. Fatta. Quanto sono bravo. Ora devo riparare questo pacco pignoni. I cuscinetti sono anche andati. Cosa vedo nei miei occhi? Questo non è rivettato. Oh, credevo che fosse rivettato, invece non lo è. Mi sa che erano anche allentate, sì, anche fortemente allentate. Questa non è la sua, vero, ma forse riesco a farla incastrare. Questo basta per... E torna tutto a posto. Allora, ho fatto anche questo. Bisogna stare attenti quando si smonta un pacco pignoni, se è smontabile, perché gli spessori potrebbero non essere tutti uguali, capito? (36T, 32) tutti in linea. E uno, se va tutto bene. 36, 32 li devo anche mettere in linea. 28, cioè con i numerini 1, 2, 3 numerini tutti sullo stesso punto. Più piccolo questo, sì, perché non ci entra più. Sulla ruota sembra ok. Per la gabbia appena riparata. Questo è l'accrocco che ho dovuto fare per adattare il perno della VAG, che non è in linea catena, non è in linea disco,
devo fare l'accrocco ovviamente. Che fa un po' fatica a passare. Poi tra l'altro è allineato in modo differente rispetto a quella ruota lì, appunto perché il perno WAG è fuori misura e ho dovuto fare degli adattamenti, non è preciso. È solo monocorona questo telaio, però io l'ho adattato e ci ho messo su la mia doppia, per cui anche la linea catena, l'offset della corona è più in fuori rispetto al normale. Yeah, grande micio nero! Questo è un gatto randagio, però ogni tanto lo puoi avvicinare. Ogni tanto si fa fare anche le carezze. Cosa? Buono, allora vediamo l'ultima opinione, che è quello storto e i relativi. Questo è perfetto, a parte la linea catena. Ok, sono riuscito a riparare. Per fortuna che questo è smontabile. Qua si sente che è al limite. Infatti adesso vedi come lavora meglio. Anzi è anche un po' troppo tirata adesso. Cosa? Cosa vuoi? Parla tu, dai. Cosa? Ti piacciono le telecamere? Cosa? Bon, allora abbiamo riparato lo SRAM utilizzando i pezzi del Shimano XT. SRAM GX1, preferisco lo SRAM sinceramente. Poi, dato che il pacco pignoni, questo pignone qua, il secondo grande, si era storto quando si è appunto sganciata la catena perché si è aperta la gabbia del cambio, si era piegato, l'ho raddrizzato, smontato tutto e risistemato. Cavo ste manopole e metto sulle altre. Però devo cambiare anche il manubrio. Sta piovendo. Proprio mentre cominci a piovere. Yep. Già meglio le manopole. Aspetta che torna sul cambio, ok. Ok. Perfetto. Comunque ragazzi, credo che oggi è finita la live, a meno che non vi porto dentro in casa.